Buonasera, siamo sepolti da diffide, richieste di rettifica, minacce di querela da parte degli studi legali dei medici di base, che non accettano le critiche. Qui siamo ormai alla lesa maestà. Noi da giorni ci limitiamo a dire che tutti i medici di base, non soltanto i 650 che hanno fatto sto lavoro gratuitamente da anni, debbano fare i tamponi, tutti, nessuno escluso, e questo ai medici di base del Veneto non garba. Pensate che ce n'erano 650 che da anni gratuitamente fanno i tamponi e una buona parte degli altri 3.000 continua invece a puntare i piedi, nonostante un accordo che ha portato loro 18 euro a tampone più 6 per l'infermiera, più le dotazioni di sicurezza, nonostante tutte le garanzie. Loro non vogliono essere paragonati agli USCA, cioè i dottori giovani, che sono quelli delle unità speciali di continuità assistenziale, nonostante una sentenza del TAR che abbia respinto il ricorso dei medici per non essere paragonati agli USCA, e sono giovani dottori che vanno nelle case dei malati di Covid. Quindi non capiamo perché tutta questa ostinazione e tutta questa rabbia. Noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e delle famiglie. Guadagnano questi medici di famiglia più dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri in questa fase Covid stanno facendo dei turni massacranti, stanno rischiando la vita, hanno perso la vita in molti casi, così come tanti medici di famiglia che prestano la loro opera, che rischiano, che sono in pericolo, ma che non devono rinunciare al giuramento di Ippocrate, cioè quello che loro hanno tenuto solennemente all'inizio della loro carriera e che li impegna ad assistere i malati sempre e comunque. Quindi noi non ci facciamo intimidire da queste minacce di querela, qualora poi la diffamazione esistesse, perché non abbiamo diffamato nessuno e non vogliamo attaccare nessuno, e invitiamo tutti a seguire quello che ci sembra il miglior invito espresso dal Presidente Zaia recentemente, proprio nei confronti dei medici di base che non vogliono fare appieno il loro dovere. Questo. Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi.